Inchiesta dopo il crollo del pilone ieri pomeriggio a Fusina, distrutte 4 auto appena sbarcate con il traghetto, decisi intanto dei rafforzamenti sul Ponte della Libertà dopo l'incidente. A 2 giorni di distanza resta la rabbia di chi è rimasto nel caos domenica. Fino a sera non sapevamo nulla, racconta una telespettatrice. Ci dicevano andate al supermercato a farvi un giro per riscaldarvi. Freddo siberiano e neve in arrivo giovedì dopo il caos a Roma. Trenitalia si appresta ad affrontare la criticità in arrivo anche a nord-est. Siamo pronti, dicono i vertici. Don Armando Trevisiol chiede alla Curia di attivarsi non solo con chiese e parrocchie per aiutare i senza tetto. Riaprita anche l'ex convento di Carpenedo. L'appello. 26 anni di Milano, aggredito e rapinato da 4 africani che hanno vicinato mentre assieme a 2 amici camminava nei pressi della stazione ferroviaria. Caccia ai rapinatori fuggiti a mani vuote. La figlia di Pietro Penso, campione storico del remo, costretta a vendere un pezzo della gondola del padre. Il suo drammatico racconto ai nostri microfoni. Un biglietto unico per viaggiare in treno, bus e corriere. La rivoluzione parte giovedì 1 marzo, coinvolta l'area urbana di Venezia e quella extraurbana di Padova. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli: 4 le auto distrutte nella tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Fusina, dove per cause in corso di accertamento è caduto un altro pilone. Il servizio. Vento forte a Venezia, crolla un altro pilone, centrate diverse auto, fortunatamente erano vuote e oggi continuano le indagini. Anche questa mattina si sono avvicendati i vigili del fuoco, uomini delle forze dell'ordine per capire che cosa fosse accaduto. Il fatto: ieri pomeriggio qui a Fusina, al Porto Nuovo, il palo di illuminazione di quasi 30 metri, già barcollante al mattino, ha ceduto al vento che spirava fino a 130 km/h tra le 16 e le 17, perché si è letteralmente spezzato il grosso basamento in cemento armato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nessuna persona è rimasta infatti coinvolta nell'incidente, che invece ha distrutte le auto in sosta, tutte nuove di zecca, sulle quali è piombato. Il piazzale del parcheggio di proprietà privata sul quale è caduto il faro è utilizzato infatti per parcheggiare le auto nuove che attraverso Fusina, nei pressi della banchina in cui attraccano anche i traghetti per la Grecia, raggiungono i concessionari di mezza Europa. Interventi di rafforzamento della staticità di uno dei piloni stradali sul Ponte della Libertà a Venezia sono stati decisi oggi dai tecnici di Veneto Strade dopo il sopralluogo eseguito sull'arteria translagunare in seguito al crollo del treligio caduto domenica mattina dal vento. Sul ponte tra Mestre e Venezia vi sono 13 portali informativi stradali, 3 dei quali di competenza della società regionale Veneto Strade. 2 di questi hanno caratteristiche di fondazioni diverse rispetto a quello crollato domenica e non presentano problemi. Uno invece è simile al portale caduto. Si tratta di un pilone installato al chilometro 421 più 870 con la scritta "Benvenuti a Venezia". Per evitare qualsiasi rischio e a titolo prudenziale, Veneto Strade ha deciso di installare un'ulteriore piastra bullonata da piantare alla base del portale. Noi veneziani siamo stati trattati come pezze da piedi, così una signora residente nella città lagunare, rimasta bloccata sul Ponte della Libertà dalle 11:30 fino a sera, ha chiamato la nostra emittente. Nessuno ci ha detto nulla. Sentiamo. A 2 giorni dalla caduta del pilone che di fatto ha isolato Venezia per una giornata intera, continua la rabbia dei cittadini rimasti bloccati sul Ponte della Libertà. Nessuno ci ha informati di nulla, tuona una signora rimasta intrappolata sul ponte senza poter fare rientro a casa a Venezia fino a sera. La donna ha chiamato la nostra redazione per sfogare la sua rabbia. Polemiche sterili, aveva detto ieri Giorgio Desta, assessore alla polizia locale. Considerato la straordinarietà dell'evento, insomma, avanzare questa pretesa mi pare veramente fare polemiche sterili. Riteniamoci invece fortunati che è andato tutto per il meglio, pur in questo evento negativo. La rabbia di essere stati lasciati soli senza sapere nulla. E fino a ieri sera alle 19:15 nessuno mi ha detto quando si sarebbe aperto il ponte, nessuno ci ha avvisato. Fino alle 19:05 ci hanno soltanto detto: andate nei supermercati e fate un giretto, così vi riscaldate, non sappiamo quando si aprirà il ponte. Un'attesa lunga dalle 11:30 fino a sera, la signora è rimasta in balia del silenzio. Abbiamo chiamato pompieri,
abbiamo chiamato i vigili, non rispondeva né quello di San Marco né quello di Piazzale Roma, non rispondeva nessuno. Quando poi finalmente mi hanno dato il numero del pronto intervento mi hanno detto è domenica, siamo a casa, e poi signora, cosa vuoi che ci interessi? Lei si arrangi, trovi qualche garage, prenda il treno e vada a casa. Ma io ero sul ponte con la macchina, che faccio con la macchina? Me la metto in spalla? Poi lo sfogo. Hanno aperto a chi doveva uscire da Venezia e noi invece che dovevamo tornare a casa? Noi veneziani siamo trattati proprio come pezze da piedi, non contiamo niente. Hanno aperto la corsia che andava fuori Venezia e noi che dovevamo andare a casa abbiamo aspettato. Noi paghiamo le tasse, abbiamo il diritto di andare a casa nostra. Una polemica che non accenna a placarsi. Ed ora parliamo di autonomia. Domani a Roma alle 12:30 il Premier Gentiloni riceverà 3 governatori del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per la firma della preintesa. Autonomia del Veneto, ma anche della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Domani a Roma la firma della preintesa destinata a cambiare i rapporti tra lo Stato e le 3 regioni. Un preaccordo che lascia la possibilità di modificare l'intesa con il futuro governo e all'eventuale allargamento della trattativa a tutte e 23 le materie, come chiede a gran voce il presidente del Veneto Luca Zaia. Il pasto normale è antipasto, primo, secondo, dolce e caffè. Se uno è in grado di mangiarli tutti è bene che se li porti a casa tutti, e quindi il menù prevede questo. La Costituzione dice che 23 materie sono delegabili e noi le chiediamo tutte e 23. Una trattativa che si è aperta all'indomani dell'esito del referendum di ottobre e che al momento porta al Veneto le competenze su 5 materie fino ad ora dello Stato e segna soprattutto, anche questo tema molto caro al Veneto, il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard. Significa in questo documento abbandonare la spesa storica, passare ai fabbisogni standard, significa dar vita a una commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano, tra governo e regione, significa trattare su 23 materie, significa anche ovviamente chiedere la compartecipazione su più aliquote e tributi. La nostra idea è avere competenze, meno trasferimenti da Roma e più tasse che restano qui. Ed ora parliamo del maltempo perché dopo il caos a Roma, Trenitalia si appresta ad affrontare la criticità in arrivo, secondo previsioni meteo, anche a nord-est. Dopo il caos a Roma, Trenitalia si appresta ad affrontare la criticità anche a nord-est, attivato lo stato di preallerta per neve e gelo sulla base delle previsioni meteo in arrivo dalla mezzanotte di domani e fino alle 14 di venerdì, con la criticità massima prevista per giovedì, vista l'intensità delle nevicate elaborate a livello locale. In queste ore stiamo ragionando sulle eventuali restrizioni di traffico necessarie per far fronte alle avversità. Le previsioni del tempo finali di domani saranno decisive per comunicare alle clientele il piano che attueremo. E in attesa di nuove previsioni, se inizialmente si minimizza sui disagi e ritardi fino a 7, addirittura 8 ore subiti anche a nord-est sulla scia delle difficoltà registrate a Roma. Il piano d'azione è già in atto, nonostante le temperature abbondantemente sotto lo zero, contrariamente a quanto accadeva alcuni anni fa, il servizio è stato regolare, anzi direi quasi di eccellenza. Poi, forse, preso dai rimorsi e certo da responsabilità non sue, il dietrofront e la missione. Questo è il tema di Roma, un tema complicato, difficile da affrontare, non mi sento di giudicarlo. Ed ora continuiamo a parlare dell'emergenza a freddo con la proposta di Don Armando che dice riaprite il convento chiuso per accogliere i senza tetto. A me pare che sia quanto mai lodevole l'atteggiamento del patriarca, però io sono per soluzioni definitive, non precarie. Aprire le chiese ai senza tetto per fronteggiare l'emergenza freddo quando è già in atto non basta, bisogna agire preventivamente. Parole con cui Don Armando Trevision, eclettico e vulcanico prete di Carpenedo, va oltre la richiesta del patriarca Francesco Moraglia e provocatoriamente rilancia. Aprire le chiese mi pare che sia una cosa complicata e non ne valga la pena. Qui a Carpenedo abbiamo il convento delle suore di clausura che è chiuso ormai da un anno
prendo che 100-150 anziani senza tetto potrebbero ospitarli. Certo ci vuole un'attrezzatura adeguata per poterli ospitare. La proposta di Don Armando anche per i sacerdoti della terraferma e sempre a tutela dei più deboli, visto lo stato di attenzione per l'arrivo di ghiaccio e neve previste per le prossime ore. Mentre auspico, per esempio, le comunità delle parrocchie dei Mestre potrebbero e dovrebbero, secondo me, dotarsi di un asilo notturno. Quindi con la nostra fondazione, per esempio, stiamo acquisendo 30.000 metri di terreno, però ci vuole la collaborazione col comune, perché veda anche là la vigilanza non è possibile con volontari. Quindi queste situazioni di emergenza vanno affrontate per quello che è possibile adesso, ma vanno affrontate in maniera seria, risolutiva, civile, umana. Siamo alla cronaca. 26enne di Mirano aggredito e rapinato da 4 africani che l'hanno avvicinato mentre assieme a 2 amici camminava nei pressi della stazione ferroviaria. Caccia rapinatori fuggiti a mani vuote. Aggredito, picchiato e rapinato da un gruppo di 4 nordafricani nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. È accaduto nella notte ad un ragazzo di 26 anni di Mirano che ha raccontato l'accaduto alla polizia. Ieri notte il giovane era andato a Mestre assieme a 2 amici. Dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi di Via Piave, i 3 sono stati avvicinati dagli africani che prima hanno intimato loro di consegnargli il denaro che avevano, poi li avrebbero aggrediti minacciandoli con una bottiglia. 2 dei ragazzi miranesi sono riusciti a fuggire, il terzo, 26 anni, è stato colpito alla testa con la bottiglia. Caduto a terra è stato sbattuto contro un muro dagli aggressori che lo hanno quindi rapinato del telefono cellulare e del portafogli. Solo dopo essersi accorti che il telefono aveva il vetro rotto ed il portafoglio era vuoto, i 4 nordafricani hanno liberato il ragazzo e sono fuggiti. Al giovane non è rimasto che chiamare la polizia e denunciare l'accaduto, polizia che nel frattempo era arrivata in zona grazie alla segnalazione dei 2 amici del 26enne. Gli agenti hanno cercato i rapinatori, ma i 4 avevano già fatto perdere le proprie tracce. Autista di un bus spintonato dai migranti perché vieta di salire senza il biglietto. Sul posto la Polfer, è accaduto a Mestre. Ora TVO sta valutando una denuncia nei confronti del gruppetto per interruzione di pubblico servizio. Volevano salire a tutti i costi sul bus che da Mestre doveva riportarli a Jesolo, dove sono ospitati nel centro di accoglienza. Una quindicina di migranti, molti dei quali sprovvisti di biglietto. Così l'autista gli ha sbarrato la strada. È iniziata una discussione e gli extracomunitari hanno iniziato a spintonare l'autista, che non ha desistito. Anzi, ha deciso di allertare la Polfer, che ha raggiunto il bus in pochi minuti. Solo pochi avevano il biglietto e loro sono stati fatti salire, gli altri invece sono stati fatti scendere. L'autobus è quindi potuto ripartire con un ritardo di circa una quindicina di minuti. Ora TVO sta valutando la denuncia nei confronti del gruppetto per interruzione di pubblico servizio. Il conducente invece al termine del lavoro si è recato in ospedale per essere medicato. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Adesso la storia della figlia di uno dei campioni storici del remo è quella della figlia di Pietro Penso. La figlia racconta di come si trovi costretta a vendere un pezzetto della gondola del padre, di seguito quindi le ragioni di questa decisione. È successo che sono subentrate tante cose. Quando subentrano quelle cose che riguardano la salute, allora devi affrontare, curarti e certe cose bisogna disfarsene. È una parola grossa, è dura, però sono arrivata a questo. Il questo per la signora Marina significa doversi privare di un pezzetto della sua storia familiare e personale per esigenze di salute e di riflesso di natura economica. È la figlia di uno tra gli storici campioni del remo, il regatante e gondoliere di professione Pietro Penso, per tutti Scucciareto. Da lui ha ereditato un reperto che ha quasi un secolo di storia e che ora si trova costretta a vendere al miglior offerente. È un pezzetto della gondola del papà. Eccolo. Il cimier, cos'è il cimier? È quella dopo che si mette nelle gondole
per i matrimoni, dietro allo schienale è un complemento che si fa alla gondola, quando la gondola è addobbata per gli sposi. Io ne sono onorata perché ho avuto una gondola favolosa. Quando si è sposata? Quando mi sono sposata ho fatto tutto il giro del Canal Grande, che lo rifarei, perché è meraviglioso. E questo qui oggetto ve lo faccio vedere naturalmente a tanti anni. Non dico un secolo, ma ci siamo vicini. Ognuno li faceva fare da un intagliatore come le piaceva meglio, però significato, una storia, la storia di mio padre, insomma, e basta. Con gli occhi colmi di lacrime, tenendo tra le mani, forse per l'ultima volta, il simbolo dei matrimoni della storia di Venezia, ringrazia chi la potrà aiutare. Ragazzi miei, veneziani, se che ne sia ancora de boni a Venezia, so qua, Marina Penso, figlia di Scucciaretto, e vi ringrazio. Sulla polemica fascismo-antifascismo, ieri è acceso dibattito a 20 e 10 tra il candidato di sinistra rivoluzionaria Stefano Di Nitto-Santi e quello dei Fratelli d'Italia Adolfo Russo. Sentiamo. Qui si parla di uno Stato, di una Repubblica che ha le sue basi nell'antifascismo, le piacciono o no, e quindi questi provvedimenti arrivano con colpevole ritardo. Questi provvedimenti devono essere presi prima, organizzazioni non come la mia, io mi rifaccio al Partito Comunista dei Lavoratori e la mia lista si chiama Sinistra Rivoluzionaria, ma organizzazioni molto meno rivoluzionarie come l'ANPI ad esempio, hanno messo in guardia da tempo le amministrazioni pubbliche a lasciare spazio alla crescita. E cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto che forze presenti a queste elezioni, alcune delle quali hanno già preannunciato un probabile appoggio a un probabile Salvini Premier, parlo di Casa Pound, propongono un protettorato in Libia, sovranista, propongono un protettorato in Libia, quindi altro che accenni al fascismo, no, lì c'è il fascismo, non quello storico, non quello di Benito Mussolini, ma un fascismo coloniale, di tipo nuovo che va contrastato. Naturalmente non basta il provvedimento legislativo, va contrastato come ha sempre fatto la sinistra, non con gli agguati, non con l'avventurismo di alcune frange che vogliono ritagliarsi un protagonismo di tipo antagonista, va fatto con la forza di popolo, con le piazze, con la luce, no, perché gli scontri che abbiamo visto in piazza problema anche a Torino, il problema del fascismo lo si combatte come ha sempre fatto. Non voglio che nessuno alimenti mai qualunque episodio di violenza politica, per cui chiediamo ai sindaci, alcune forze che fanno di non dare propaganda sulla violenza, di non dare luoghi pubblici da dove partono gli agguati. Chiediamo ai sindaci di non dare luoghi pubblici laddove ci sono dei centri che aizzano i giovani alla criminalità politica. Chiediamo che non siano dati luoghi pubblici a chi, per esempio, ma almeno un carabiniere che cade per terra. Ed ora parliamo di un biglietto unico per viaggiare in treno, bus e corriera. Sentiamo. Un biglietto unico per viaggiare in treno, bus, corriera, tram e vaporetto, accordo regionale che dopo Treviso permette di collegare anche Padova e Venezia pure nelle linee extraurbane. E oggi siamo qui con Trenitalia, VM e ACTV per presentare quest'ulteriore passo che va verso un miglioramento del servizio del trasporto pubblico locale nel Patreve, quello che è tutta la zona di Venezia, Padova e anche Treviso. Assolutamente c'è un forte utilizzo del trasporto pubblico locale. Qui parliamo di Venezia e di una parte della zona metropolitana, ma arriviamo fino a Padova. Dal prossimo 1° marzo lo si potrà acquistare direttamente dal proprio telefonino utilizzando la specifica applicazione e a breve anche attraverso i sistemi di vendita di Trenitalia. Le nuove tipologie di abbonamenti mensili integrati disponibili nella versione ordinaria e per gli studenti. Credo che questa domanda di flessibilità nell'utilizzo di scelta, flessibilità della scelta dell'utilizzo del mezzo da utilizzare fosse una domanda che era lì da molto tempo. Abbiamo trovato una soluzione
soluzione, abbiamo concordato con Ferrovie dello Stato delle tariffe e quindi credo che abbiamo fatto un qualcosa nell'interesse dei nostri clienti e dei nostri viaggiatori. Accordo che apre la strada al sistema metropolitano con un obiettivo comune: lasciare a casa l'auto. È un risultato eccezionale, ricercato dalla Regione Veneto da tanti anni, ma con la forte spinta del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ci siamo riusciti. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Prosegue un tempo asciutto e stabile sul Triveneto con qualche nube ma anche con ampi spazi soleggiati. Nel dettaglio la situazione di mercoledì 28 febbraio. Sul Veneto a prevalere sarà un tempo stabile, qualche nube in più su Trevigiano, Bellunese, Padovano e Vicentino, mentre altrove non mancheranno ampi spazi soleggiati, al massimo con poche nubi sparse. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra -5 e -2 gradi, massime fredde tra -1 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso ma con qualche addensamento in più sul Pordenonese. Temperature gelide con minime tra -4 e -9 gradi, massime tra lo 0 e 1 grado. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Cielo molto nuvoloso o coperto sul Trentino, qualche spazio soleggiato in più altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature saranno molto fredde con minime tra -6 e -3 gradi, massime tra lo 0 e i 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.